Non rispondeva più al telefono a Enrico Rigato, il broker di Vigonovo noto per aver truffato un centinaio di persone sottraendo loro circa 10 milioni di euro. I vigili del fuoco lo hanno trovato morto stamattina all'interno della propria abitazione a Vigonovo. Quello di oggi è l'epilogo purtroppo molto triste di una vicenda già di suo dolorosa per tanti e per molti anche vigonovesi. Assicurava ai propri sprovveduti clienti di convertire in operazioni bancarie eseguite nelle piattaforme di trading online ingenti somme di denaro ricevute in nero. Secondo il Codacons, tutta la documentazione rilasciata ai clienti sarebbe solo carta straccia. Fidelizzava gli investitori diventando loro amico, frequentando abitazioni e condividendo cene dal tenore alquanto sostenuto, che prontamente pagava con risorse economiche contanti di dubbia provenienza. Le minacce nei suoi confronti erano all'ordine del giorno. Con questo gesto estremo ha così fatto perdere quasi definitivamente le speranze a chi ancora cercava di recuperare i propri soldi depauperati. Lascia tuttavia aperta una luce di speranza il sindaco di Vigonovo Luca Martello. La speranza, insomma, è che nonostante l'epilogo di oggi, per tutti loro e per quanti appunto meritano di essere così tutelati dalla giustizia, ci sia modo in futuro di poter contare su una soluzione finale che metta chiarezza e che dia a tutti il più possibile la possibilità di tornare in possesso anche di quanto hanno investito.